Ed infine chiudiamo con un servizio che parla dei 30 anni di un'azienda storica trevigiana, ovvero Astoria Vini, che ha voluto festeggiare questo anniversario con i propri dipendenti, come ci racconta il servizio. 30 anni di Astoria, un compleanno che la casa spumantistica trevigiana ha voluto festeggiare insieme a tutto il personale dipendente, con un party all'aperto sulle colline della magnifica tenuta di Crevada. È una giornata che ha un grande significato, perché dopo 30 anni che festeggiamo qui in Astoria, nella nostra tenuta Val de Brun, e con i nostri collaboratori più che dipendenti, perché sono veramente dei collaboratori, e diciamo che il successo anche del marchio Astoria è dovuto anche a loro. Per noi è un onore essere qui insieme anche a tutto lo staff e anche con tutte le mogli, i compagni, i figli dello staff, perché comunque rappresentano la famiglia d'Astoria. Un'azienda che in 30 anni ha investito sulle proprie risorse umane, creando uno staff affiatato e costantemente arricchito di nuove leve. L'età media è molto bassa e nonostante questo abbiamo collaboratori che lavorano da noi da più di 20 anni. Questo dimostra anche l'attaccamento all'azienda e la passione che ci mettono tutti i giorni. È fondamentale per noi avere collaboratori che credono nell'azienda, ci mettono la passione per far crescere il brand. Astoria ha sempre puntato ad un target giovanile, fresco, siamo un'azienda molto innovativa e sempre all'avanguardia, questo è il nostro punto forte. E proprio scommettendo sull'innovazione, Astoria è stato uno dei primi brand a credere nel fenomeno Prosecco, creando dei prodotti entrati nella storia del marketing. Astoria ha seguito il trend del Prosecco, però dall'altra parte bisogna dire che in moltissimi casi ha saputo anche anticipare quello che potevano essere certe mode, dal lancio per esempio circa 20 anni fa di un prodotto che è a base di Prosecco dal nome Lounge, e dopo anticipando tanti altri prodotti, da un prodotto leggermente alcolico come il 9.5, dove si andava a proporre una bollicina un po' meno alcolica per andare incontro al trend del mercato, del bere un po' meno alcolico, e che dopo è diventata una vera e propria linea. Freschezza e innovazione miscelati con uno spiccato senso di appartenenza alla tradizione. Una ricetta che ha permesso ad Astoria non solo di realizzare 30 anni di prodotti unici, ma anche di creare una precisa identità condivisa con passione da tutti i collaboratori dell'azienda. Il successo di un'azienda non è mai un caso. È proprio, io direi che sono delle persone che sono eccezionali in questa azienda. Persone che si dedicano, dedite, che non si tirano mai indietro quando serve. È un lavoro quotidiano, è un'evoluzione continua, è il frutto della volontà e dell'impegno dei titolari, dei signori Polegato, dei figli adesso, che hanno questa mentalità comunque sempre con una voglia di migliorarsi, di scoprire cose nuove, per cui forte, forte, forte.